Buon pomeriggio dal comunale di Mansuè, buon pomeriggio con questa gara, 17ª giornata del campionato di eccellenza, è iniziato il girone di ritorno e allora oggi qui a Mansuè si affrontano il Porto Mansuè, formazione di casa, contro la Marosticense, formazione che si trova a 22 punti in classifica, a pari punti con il Cavarzano, mentre per quanto riguarda il Porto Mansuè è al quarto posto con 29 punti, una classifica che è comandata dal Borgoricco con 34, dalla Godigese con 32, del Conegliano con 30, vi dicevo appunto Porto Mansuè, Vittorio Veneto con 29 punti, San Donà che ha una partita in meno, 28 punti a pari dell'Eclisse Careni Pievigina e del Giorgione sempre con 28 punti, poi seguono Cavarzano e Marosticense, vi dicevo a 22, Borgo Valbelluna a 19, Liventina o meglio Leo 18 punti, Lia Piave 15, Giulia Sagittaria 14, chiudono la classifica Union Eurocassola e Spinea con 2 punti a chiudere appunto questa classifica. Vi dicevo, è una giornata piuttosto importante per quanto riguarda anche questa partita, per carità, Porto Mansuè Marosticense, ma soprattutto ci sono delle partite che terremo d'occhio con i risultati che arriveranno dai campi. Una volta arrivavano con le radioline, adesso insomma si usano i cellulari, e vi dicevo le partite da controllare, sicuramente Borgoricco Eclisse Careni Pievigina, perché il Borgoricco è capolista e la Eclisse viene da una sconfitta subita domenica contro la Godigese, vorrà rifarsi o vorrà tentare di rifarsi, però partita che sarà importante soprattutto per il Borgoricco, che vorrà mantenere la vetta della classifica. A 2 punti di distacco c'è la Godigese, che è tornata a dire la propria dopo la vittoria contro appunto l'Eclisse Careni Pievigina, e la Godigese che dovrebbe, qui non ce l'ho in lista, ma una Godigese che dovrebbe giocare contro lo Spinea quest'oggi, quindi scusatemi, poi andiamo a trovarla, ma nell'elenco non riesco a vederla per il momento. Per quanto riguarda il Conegliano c'è il derby. Al Narciso Soldan di Conegliano c'è il derby con il Vittorio Falmec ed è partita anche questa importante. Anche in questo caso Conegliano, che è chiamato a ribadire la sua possibilità di rimanere nelle zone altissime della classifica, deve però trovare un po' di continuità, deve trovare un po' di risultati utili uno dietro l'altro e non intervallare partite positive a partite non negative, però non a grandi livelli. È una formazione che, come ci raccontava anche Stefano Andretta in alcune interviste, insomma, è una formazione che quest'anno perlomeno va sempre sotto, subisce sempre il gol in partenza di gara e poi va a rimediare, va a pareggiare i conti oppure a vincere in rimonta. Questo è un po' una caratteristica non bella quest'anno, sì che possiamo, e quindi anzi colgo l'occasione proprio per dire che insomma avremo anche un servizio poi dal terzo tempo della compagine del Porto Mansuè, che si distingue anche per questo terzo tempo, che poi vi dimostreremo e vi filmeremo. Allora, stanno per entrare le squadre, perché le vediamo giù negli spogliatoi, con questo 11 che la Marosticense ha schierato a partire da Bortignon tra i pali, poi Minato, Zotti, Nascinguerra, Lunardon, Covolo, Gamba, Xamin, Merlo, Rubbo e Abrefà. Per quanto riguarda la panchina, con il signor Moresco in panchina ci vanno il numero 12 Bresolin, il numero 13 Morello, il numero 14 Lunardon, poi con il 16 Minozzo, con il 17 Crestani, con il 18 Facchinello, con il 19 Maglia. Risponde la formazione di casa. Allenatore è il signor Luca Moresco, risponde, dicevo, la formazione di casa con il tecnico Paolo Zoppas, che ha scelto questi 11 da mandare in campo, e sono Salviato, Salomone, Granati, Cotali, Kostadinovic, Antonello, Agostini, Nicoletti, Berardi, Mello Corbellini e Canato. In panchina con Zoppas troviamo Pizzolato, Finn, Francescato, Gabrielli, Tagliapietra, Barra, Dalla Vedova, Izzan e Lucchese. Allenatore
signor Paolo Zoppas. La terna arbitrale è così composta: arbitrerà l'incontro il signor Mattia Marana della sezione di Padova, il primo assistente è il signor Marco Bravo della sezione di Portogruaro e il secondo assistente è il signor Federico Gobbo della sezione di Padova. È tutto pronto qui al comunale di Mansuè per dare inizio a questo match, per dare inizio a questa partita, a questa gara, e allora ci apprestiamo naturalmente a seguire. Ci auguriamo una partita interessante, bella sotto il profilo del gioco e del risultato. Squadre in fondo agli spogliatoi che stanno rientrando dopo l'appello. Siamo leggermente in ritardo forse, però squadra che rientra negli spogliatoi e adesso dovrebbero insomma uscire accompagnati dagli arbitri, dalla terna arbitrale che quest'oggi è capitanata, appunto vi dicevo, da Mattia Marana della sezione di Padova. Abbiamo Porto Mansuè Maron Sticense, Iulia Sagittaria Borgo Valbelluna, Conegliano Vittorio Veneto ed è un derby assoluto. Lia Piave Cavarzano, Spinea Giorgione, Union Eurocassola Leo e Borgoricco Eclisse Careni Pivigina. Questo per quanto riguarda la giornata. Vi dico anche che Lia Piave e San Donà di Piave hanno una partita in meno e quindi verrà recuperata, mi pare, un infrasettimanale. Quindi ci sarà la possibilità di vedere nuovamente poi a punteggio pieno tutte le squadre. Porto Mansuè Marosticense con le due formazioni che stanno scendendo in campo, che stanno arrivando in campo con qualche minuto, dicevo, di ritardo, quindi sono 14:30 ora, quindi qualche cosina di ritardo c'è, con Paolo Zoppas che va a prendere posizione in panchina insieme ai suoi giocatori che partono appunto dalla panchina. Poi vedremo insieme quali saranno i movimenti che saranno effettuati nel corso del primo tempo e tra il primo e il secondo tempo, con i cambi da apportare appunto per le due formazioni. Porto Mansuè e Marosticense si affrontano quest'oggi con, vi dicevo, il Porto Mansuè che parte da una quarta posizione di classifica, a un punto dal Conegliano che ne ha 30, a 3 punti dalla Godigese che ne ha 32 e a 5 punti dal Borgoricco che ne ha 34, quindi una posizione di classifica che comincia a soddisfare chiaramente l'ambiente. Non era partita benissimo la stagione della formazione di casa, poi però insomma c'è stato il recupero e c'è stato il ritorno ai risultati positivi e quindi nessun problema per la compagine appunto di Zoppas. Va per le lunghe un pochino l'entrata in campo dei giocatori, che li vediamo all'entrata degli spogliatoi. È tutto pronto, qualche cosa c'è stato, un po' di ritardo negli appelli e quindi adesso mi pare che tutto sia pronto. I tre arbitri, la terna arbitrale è lì che sta dialogando, che sta parlando con le due squadre, quindi tra poco dovremmo vedere e scoprire appunto l'entrata in campo delle due formazioni. Sì, avviene adesso con pallone preso dall'arbitro, il signor Mattia Marana della sezione di Padova. Una terna interessante questa che ci apprestiamo a giudicare, che ci apprestiamo a vedere, insomma, anche sotto il profilo dell'arbitro e della terna arbitrale. Eccoli qui, squadre che fanno il loro ingresso in campo. Maglia rosso, non so se sia un rosso nero oppure un rosso blu, forse un rosso nero a righe,
mentre maglia bianca, completo maglia bianca per quanto riguarda la formazione di casa, il Porto Mansuet. I due portieri in completa maglia blu per quanto riguarda il portiere della Marosticense, completa tenuta arancione per Filippo Salviato, il portiere di casa, il portiere del Porto Mansuet. È tutto pronto per dare inizio al match, pubblico che sta arrivando ora per quanto riguarda le due squadre in campo, e quindi eccoci qua, siamo pronti a giudicare e a vedere questa partita. C'è un minuto di raccoglimento, penso, e quindi minuto di raccoglimento espletato, quindi per quanto riguarda il minuto che è stato osservato, e poi tra poco dovremo partire appunto con la gara. È una formazione quella della Marosticense, che schiera un mix, diciamo, tra giovani e anziani, tra così dire, tra vecchi, tra virgolette, insomma. Alcuni giocatori, il portiere è un classe 93, poi c'è il numero 11 che è un 91, un 89 che è il numero 10 Rubbo, un 89 ancora che è il numero 6 ed è Covolo, poi troviamo un 99 che è Lunardon Alberto, e poi altri giocatori che hanno sulla casacca appunto il numero 2, il numero 3, ecco. Parte la gara intanto con un'età appunto inferiore a quella che vi ho appena raccontato e detto. Tutto pronto, e quindi via qui al comunale di Mansuet per quanto riguarda la gara tra Porto Mansuet e Marosticense, con la prima palla che viene manovrata dalla formazione di casa, con il numero 10 Mello Corbellini che cerca di andarsene, viene fermato dal raddoppio di marcatura con il Rubbo che riguadagna palla, la palla indietro scodellata in avanti per cercare di andarsene, ancora ferma tutto il centrocampo della formazione di casa, con Kostadinovic che esce di testa pronto a servire il passaggio per Nicoletti che cerca di girarsi, guadagna una rimessa in gioco con le mani e può andare ad effettuarla il numero 5 Petar Kostadinovic con le mani. Eccolo lì, pronto il rinvio, fermato con il colpo di testa, ancora Kostadinovic in azione difensiva, prova a manovrare in avanti la formazione di Zoppas con Canato che cerca di andarsene, viene bloccato e può ripartire con attenzione la Marosticense, cercando di far viaggiare il proprio Abrefa non ci riesce, quindi palla che termina in fallo laterale. Viene rigiocata con le mani da parte della Marosticense, mette in avanti questo pallone, blocca tutto ancora Cotali che raccoglie indietro per Kostadinovic che sventaglia in avanti, cerca di riguadagnare palla ancora il numero 9 Berardi, niente da fare, bravo l'intervento di Kostadinovic che in scivolata tiene lì il pallone rubandolo al suo diretto avversario, la sponda dietro non riesce in questo modo, va a riprendersi il pallone, subisce anche il fallo, l'arbitro dice che non c'è nulla da fischiare, allora si può andare dalla parte opposta. Attenzione, uno scontro che l'arbitro dice ho visto tutto, non ci sono problemi. Allora in avanti ancora il capitano Cotali e Granati che porta palla, Agostini non riesce a tenerla e allora Granati fermato in precedenza con questo pallone che viene manovrato da gamba
per il centrocampista numero 8 Xamin, che va dalla parte opposta per cercare di rigiocare questo pallone ancora con Xamin, pallone tra i piedi, cerca un compagno libero, non si muove nessuno, va ad appoggiarlo su Miniato che punta l'uomo, poi il pallone è messo male, mette fuori in qualche maniera la difesa del Porto Mansuè, riprende palla però la Marosticense che manovra ancora, attenzione perché c'era l'uomo, l'avevano lasciato andare, c'era il numero 7 che era dietro a tutti, Manuel Gamba, stava per approfittarne, poi c'è stato il fallo dello stesso Gamba e quindi nulla di fatto. Punizione che può giocare a 2 minuti e 54 dall'inizio la formazione del Porto Mansuè. L'arbitro ne approfitta per scambiare un po' di chiacchiere con Alberto Rubbo. Sempre un dovere, vai tranquillo, lascia perdere. Ancora. Può ripartire da dietro la formazione del Porto Mansuè e allora può giocarla con Kostadinovic, sempre con la fascia servita. Ancora indietro il pallone, si rigioca in avanti con il tentativo di andarsene di Canato, che si vede la palla messa in fallo laterale. Può giocarla ancora la Marosticense con una rimessa in gioco che va a cercare il numero 11 Abrefa, non lo trova la palla e allora Nicoletti, che ancora è corto il passaggio di Corbellini in dietro, poi rimedia tutto ma commette poi il fallo Filippo Salomone per bloccare il proprio uomo, era riuscito a correggere uno sbaglio di Mello Corbellini. Palla che viene controllata e parata da Salviato, che la fa sua e con le mani fa viaggiare Kostadinovic. Ancora per la difesa con Granati, il tentativo, qui c'era forse il fallo, l'arbitro lo vede adesso, ha aspettato di vedere a chi capitava la palla, c'è stato il fallo di Giovanni Merlo, numero 9, sul giocatore Cotali, che è inciampato, quindi si è fermato il gioco. Ancora Cotali che prova a sventagliare dalla parte opposta per trovare Granati, non lo trova, poi invece la palla viene riconquistata da Mello Corbellini, può giocarla con Canato e poi il numero 9 di casa Berardi va al tiro dai 25 metri circa, palla che sorvola abbondantemente la traversa, nulla di fatto, è la prima occasione portata verso la porta di Bortignon da parte del Porto Mansuè, però palla che è volata alta sopra la traversa, quindi nessun problema per la Marosticense. Può manovrare ancora Miniato, che va a trovare un aiuto a centrocampo con il numero 8 Xamin, che si libera del suo avversario, poi ancora sulla fascia sinistra del campo a trovare Abrefa, che va indietro. È tutto chiuso per il reparto dei centrocampisti e della difesa ottimamente schierata da parte di Paolo Zoppas per il Porto Mansuè. Può manovrare, può giocare questa palla ancora con Nicoletti che viene a prendersela, poi il tentativo di 1-2 non riuscito, 1-2 non riuscito e allora può ripartire ancora la Marosticense con questa palla che viene manovrata da Minato. Manovra ancora Gamba, la tiene poi per andare in mezzo, viene bloccato ancora, la palla che gira bene, arriva altrettanto bene Corbellini, la palla può andare fuori ma c'è ancora uno sbaglio in fase di impostazione, nulla di fatto, un po' di confusione soprattutto nell'impostazione del gioco per quanto riguarda la ripartenza, appunto della formazione di casa, e quindi c'è qualche problemino per trovare subito la possibilità di andare in avanti e di colpire. Colpo di testa ancora da parte della Marosticense che blocca tutto a metà campo, poi si rigioca ancora, spazi non ce ne sono, allora si torna indietro e si va a trovare Lunardon che appoggia per Bortignon, portiere classe 93, scivola per il suo rinvio, però la palla arriva dalla parte appunto ancora di Granati la sventaglia in avanti cercando Canato che spizza di testa perché pensava di avere alle sue spalle Berardi, così non era e quindi occasione perduta. Mello Corbellini
Lemani con lo stop di petto la perde la palla, poi cerca di riconquistarla, ancora Nashin Guerra che manovra bene andando su Lunardon, poi Lunardon tutto sulla sinistra ancora per cercare in avanti la spinta della formazione della Marosticense che porta palla. È tutto chiuso ancora lì davanti molto bene, Kostadinovic in scivolata a terra mette fuori e quindi nulla di fatto, la ripartenza però è rallentata perché Canato non riesce poi a riconquistare palla, un po' di confusione in mezzo all'area, in mezzo al centrocampo, si riparte con la Marosticense che prova ancora a verticalizzare, prova ma non ci riesce e il numero 10 guarda un po' il suo compagno, Rubbo si aspettava un altro tipo di lancio in mezzo, un altro tipo di lancio in verticale, quindi nulla di fatto. Rinvio con le mani da parte di Bortignon, butta in avanti questo pallone, anzi era Salviato, scusate. Poi palla che viene manovrata ancora dalla formazione ospite che spreca questo pallone gettandolo fuori, allora con le mani Kostadinovic. Berardi, anzi Caniato che cerca di andarsene, Canato che viene bloccato con un pallone messo in fallo laterale, con le mani ancora con Nicoletti che porta fuori il pallone, poi Canato, il colpo di tacco per favorire Berardi non arriva a compimento e allora nulla di fatto, dalla parte opposta la palla è di Salviato. La palla è di Salviato che aspetta che entri in area di rigore, poi con i piedi fa giocare i suoi, sventagliata lunga per scambiare ancora il campo, nulla di fatto perché la conquista bene Minato che poi verticalizza altrettanto bene ed è andato al tiro Alberto Rubbo che lanciato dal suo compagno in verticale ha tentato di trovare il secondo palo, palla che è finita abbondantemente sul fondo, però una prima sortita da parte della Marosticense verso la porta di Salviato. Toccano e giocano dal basso la formazione di casa, con ancora palla che viene riconquistata, Kostadinovic che la manda lontana per cercare Canato ancora, forse c'era il fallo, Berardi la tiene molto bene Canato che punta lungo tutto solo sulla fascia, adesso deve metterla dentro altrettanto bene, colpo di testa che forse poteva andare a colpire di prima da parte di Granati che ha voluto invece stopparla di petto e trovarsela sul piede, lo stop è riuscito però il pallone è andato via veloce e non se l'è più trovata, quindi occasione sprecata ancora una volta dalla formazione di casa, Granati che manovra con Mello Corbellini che scivola sul pallone, poi la palla se ne va e allora la recuperano quelli della Marosticense che provano a venire avanti con il numero 11 Abrefà che ridà il pallone sempre sulla fascia, con la fascia sinistra che sta giocando un pochino di più rispetto appunto a quella destra per quanto riguarda la Marosticense e allora adesso c'è una punizione guadagnata all'altezza della metà campo da parte degli ospiti, palla che viene giocata, vediamo se andrà indietro del tutto oppure se troverà un compagno, lo sta chiamando da parecchio il capitano Covolo che adesso riceve palla, Covolo che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, arriva in anticipo netto molto bene il difensore del Porto Mansuè, Canato che mette a terra sulla ripartenza, Canato che invita Berardi ed è brutto questo scambio tra i due perché non si sono capiti, Canato che aveva voluto che Berardi lo sopravvenzasse, così non è stato, palla che non è arrivata a Berardi e allora Agostini adesso in mezzo per Mello Corbellini, cerca di girarsi, trova ancora l'1-2 con Berardi che è costretto però a ricercare la palla scappata via ancora e allora rimessa in gioco con i piedi da Yari Bortignon, classe 93, il portiere della Marosticense. Qualche indicazione dalla panchina di Zoppas ai suoi. Abrefà che perde palla, la riconquista ancora la formazione di casa, poi la spreca, la butta via e allora può giocarla ancora la Marosticense, il lancio in avanti tutta per trovare ancora l'1-2, buona questa azione della Marosticense ed è altrettanto buono il gol della Marosticense
che va un po' a freddo a colpire la formazione di casa al 12° minuto di gioco. C'è il gol, 12° minuto di gioco, con il gol di Merlo, mi pare, il numero 9. Sì, è Merlo che è andato al tiro dopo una bellissima triangolazione tutta di prima per la Marosticense, quindi c'è il gol che porta in vantaggio per il momento la formazione ospite. Un po' a sorpresa è arrivato questo gol su una ripartenza giocata tra l'altro molto molto bene, un tutto di prima, e poi il tiro altrettanto bello da parte di Merlo, su cui nulla ha potuto il portiere Salviato. Palla che viene ripresa ancora dalla formazione di casa, la fa giocare a Salviato che va su Kostadinovic. 13° minuto di gioco, e allora vediamo come ha assorbito e come assorbirà il gol la formazione di casa. Canato che si allunga il pallone, poi l'arbitro decide che è calcio d'angolo, mentre viene richiamato anche lui dal suo allenatore. Quindi vanno in 2 alla battuta con Mello Corbellini e il numero 4 Cotali. Mello Corbellini e Cotali, adesso solo Mello Corbellini sul pallone, la metterà all'interno appunto dell'area di rigore. No, invece sceglie l'appoggio corto per giocarla, poi Granati non riesce a farsi capire dal suo compagno di squadra, palla che termina sul fondo, nulla di fatto, e quindi si può giocare ancora, e può giocare la Marosticense chiaramente adesso già rallentando il ritmo e rallentando il gioco, perché chiaramente il vantaggio è per la formazione ospite, e quindi vediamo come intenderà giocarlo, come intenderà gestire questo vantaggio. Può ripartire Nicoletti, che cerca di andare a prendersi il pallone e ci riesce, mette a terra ma poi blocca tutto. Ancora un intervento da parte della formazione ospite, il pallone non vuole saperne di andare in mezzo verso Berardi e verso Canato, quindi palla che rimane lì, e allora Kostadinovic è costretto ad andare indietro per trovare il pallone su Salomone, con questo pallone ancora manovrato da Berardi per Nicoletti che punta all'uomo, prova in verticale per Canato fuori per Agostini, che la mette dentro molto bene, ed è nel risultato quasi un tiro, perché Bortignon deve esibirsi su questo tiro di Agostini. Poteva essere un traversone, invece ne è uscito un tiro che ha impegnato Salviato, che ha impegnato, Bortignon in un pallone che è finito in calcio d'angolo. La battuta di questo calcio d'angolo, poi il tentativo di colpo di testa soltanto sfiorato, nulla di fatto ancora dalla parte destra del campo, taglia il campo per trovare, forse quelli della Marosticense protestano perché volevano il fallo di mano di Berardi, che effettivamente è andato a stoppare in modo scomposto. Poteva quasi essere il fallo di mano, però il pallone che evidentemente ha toccato prima l'altra parte del corpo e poi il braccio se l'ha toccato, quindi tutto regolare, dice l'arbitro, il signor Marana della sezione di Padova, che concede comunque il calcio d'angolo perché la formazione di casa se l'è guadagnato. E allora pronto alla battuta con questa palla che va sul secondo palo, arriva, o quasi ci stava provando, Antonello nel tentativo di deviazione, non riuscito, e allora palla ancora controllata e lasciata lì da parte della formazione di casa, che è sotto per il momento di 1-0 con il gol subito al 12° minuto di gioco da Merlo. Ne sono passati 4 di minuti, 16° adesso, e si sta giocando con chiaramente Bortignon che rallenta quello che può rallentare nel rigiocare questo pallone oltre
la metà campo, la sfiorata di testa, la spizzata di testa in avanti, nulla di fatto, può venire in avanti ancora nella ripartenza il Porto Mansuè con Canato, 1 contro 1, Canato che punta l'uomo, poi converge verso il centro, deve darla adesso un po' troppo per Corbellini che si ferma sul pallone, è ottimo il traversone di Granati, e c'è la deviazione per quanto riguarda il tentativo di andare in gol da parte del Porto Mansuè, palla che viene toccata dalla Marosticense, allora ancora calcio d'angolo con Cotali che va alla battuta. Cotali dalla bandierina, un groviglio di uomini in mezzo all'area, Cotali pronto alla battuta, sì, in mezzo sul secondo palo, il colpo di testa è di Salomone, però senza problemi, non dà forza su questa palla che cadeva purtroppo tranquillamente in mezzo all'area, e quindi nulla di fatto. Salomone con il colpo di testa, palla che sorvola la traversa, e quindi si potrà riprendere a giocare con il rinvio con Bortignon, che naturalmente si prende tutto il tempo necessario per provare a rallentare il gioco e chiaramente a frenare la spinta offensiva della formazione di casa, che da quando è andata sotto ha provato a stringere d'assedio gli avversari. Si fa mettere palla in fallo laterale Canato, viene a sostegno Kostadinovic con le mani per trovare Nicoletti, ancora Kostadinovic. Va indietro perché non ci sono spazi lì davanti, prova a salire la difesa della Marosticense e allora si gioca per linee orizzontali, mentre adesso verticalizza il tutto per il capitano Granati, 1 contro 1, prova ad andarsene ma il suo diretto avversario lo blocca lì davanti alla panchina della formazione di Paolo Zoppas. Granati con le mani aveva cercato di trovare Berardi, non c'è riuscito, poi in uscita bloccano tutto quelli del Porto Mansuè, poi c'è Merlo che non tiene il pallone, palla che termina fuori, il sole lo ha infastidito, ancora palla che viene manovrata dal Porto Mansuè con Granati che se ne va, Granati che cerca l'1-2, cerca lo scambio con Berardi, non riuscito, e allora attenzione alle ripartenze della Marosticense con Abrefa che prova ad andarsene, viene messo a terra e c'è l'ammonizione. Per Kostadinovic che finisce sul taccuino dell'arbitro. Altre cose non poteva fare Kostadinovic perché la spinta poteva risultare abbastanza pericolosa, quindi meglio fermare la spinta della Marosticense abbondantemente fuori dall'area di rigore, quindi adesso si riprenderà a giocare con una punizione. Salviato vuole vedere il pallone partire, quindi non ha schierato la barriera. Sì, un uomo solo, ma tanto vede il pallone, quindi è abbastanza distante. Un uomo in barriera che è Berardi, poi va ad aiutarlo, meglio va a marcare Agostini dalla parte opposta. Mette dentro questo pallone, ma ha ragione il reparto difensivo della formazione del Porto Mansuè. C'è un tiro da notevole distanza che non coglie di sorpresa Salviato, che la fa sua e prova a viaggiare cedendo palla a Kostadinovic che prova a manovrare al 21esimo minuto di gioco, con il risultato per il momento fisso sull'1-0 per la Marosticense. Cerca di girarsi Mello Corbellini, deve andare indietro ancora da Kostadinovic che prova a spingere i suoi in avanti, palla che rimane lì, torna indietro ancora per Kostadinovic e ancora per il numero 2 che era girato, non si aspettava questo pallone, riesce a conquistarlo Filippo Salomone, lo mette anche in avanti, guadagna una rimessa in gioco perché il tocco, anzi c'è il fallo da parte della Marosticense, quindi Granati sul pallone, va in dietro la coppia centrale con Antonello e adesso Kostadinovic a cui sarà affidato
il tentativo di impostare ancora indietro Kostadinovic per Nicoletti, poi gli ritorna la palla, il tentativo di colpo di testa riuscito in mezzo a due da parte di Berardi, non c'è fallo su Agostini, quindi si riprende a giocare, palla che termina fuori e allora con le mani la Marosticense con in avanti a manovrare con il numero 8 Xamin che perde palla riconquistata o quasi dalla formazione di casa. Kostadinovic che la scodella in avanti, chiede scusa perché ha sbagliato il tocco, poi il pallone passa, qui c'è un errore da parte di Antonello che sfiora la palla soltanto, palla che adesso viene spizzata da Canato per Berardi che prova ad entrare in area, Berardi a lungo per Canato e poi c'è il tentativo di andare al tiro da parte di Berardi che va a terra. Quelli in maglia bianca, quelli di casa, vorrebbero qualcosina dall'arbitro, il calcio di rigore che probabilmente non so se ci fosse o cosa. Dalla nostra posizione noi non siamo in grado di giudicare, insomma c'è un arbitro per questo, quindi l'arbitro dice e con ampi segni fa segnale che non c'è stato nulla e quindi probabilmente è così perché Berardi stava cercando di girarsi, insomma, o un po' scivolato o qualcosa, insomma c'è stato, però non di così grave. E allora si riprende con il vantaggio sempre da parte della formazione della Marosticense, il rinvio è a lungo termine da parte dell'esperto Bortignon che prova a lanciare in avanti, palla ancora lunga per Kostadinovic che scodella in avanti, non arriva su Berardi, colpo di testa da parte della difesa della Marosticense, palla che viene rigiocata sempre da Bordignon, prova a pressare alta la formazione del Porto, perde palla Merlo Corbellini, poi va a riprendersela, scivola, subisce il fallo, ammonito? No, sì, ammonito. Sì, ammonito il capitano della formazione della Marosticense. No, è ammonito il numero 10, scusate. Kostadinovic sul pallone, pronto a scodellarlo in mezzo all'area quando ci sarà il movimento appunto delle due punte che si sono appena scambiati qualche suggerimento, Berardi e Canato che poi va più sulla fascia, lascia in mezzo Berardi, palla che si può giocare e allora per linee orizzontali ancora con Salomone che va su Granati su Salomone che si è liberato nel frattempo, tutto libero con Nicoletti che prova a vedere se trova ancora Agostini, lo trovano adesso Agostini e il pallone che stava cercando di crossare all'interno viene deviato per un ennesimo calcio d'angolo da parte della formazione di casa sulla bandierina, due come di consuetudine Cotali e Mello Corbellini, è lo stesso Mello Corbellini che va e andrà, vediamo, forse alla battuta lunga oppure se sceglie il passaggio su Cotali come ha fatto Agostini in mezzo all'area, poi indietro l'1-2 buono per Granati, palla che viene ribattuta, il colpo di testa fuori del capitano Covolo per ributtarla dentro con Agostini che cerca di rimetterla in mezzo all'area, non ci riesce, palla che era terminata fuori comunque, quindi nulla di fatto e adesso siamo alla raccolta del pallone da parte di Bordignon che con estrema calma e con estrema tranquillità va al rinvio quando sono trascorsi 25 minuti di gioco con la Leo che è passata in vantaggio a Cassola per 1-0 contro l'Euro Cassola, la Leo appunto nel vantaggio. Vedete, insomma, c'è ancora il rinvio che arriva soltanto adesso con palla che viene riconquistata da Canato, fermato in un primo tempo, c'era il fallo però dice l'arbitro e allora si riprenderà a giocare con una punizione a favore del Porto Mansuet. 9:15 che va a contare l'arbitro e sistema la barriera. È Merlo l'autore del gol del vantaggio che va in barriera, l'unico uomo per Bordignon, anzi ne vuole due con Minato che va ad aiutare appunto Merlo. Tutti in mezzo, grande
palla che viene ritoccata, c'è Kostadinovic che la rimette dalla parte opposta e c'è il tentativo di andare in gol, una battuta, una doppia deviazione, quindi poi c'è il gol che porta alla firma di Berardi, mi pare, quindi allora Berardi che va al gol, quindi c'è il gol, c'è stata una bella parata da parte di Bordignon in un primo tempo, poi la deviazione, un po' di mischia in area e poi Berardi ha trovato la deviazione vincente per quanto riguarda appunto la compagine di casa. Molto bene con il pareggio ripristinato, il pareggio riportato e il gol che insomma riporta tutto in parità, e adesso la partita può di nuovo trovare stimoli da parte della formazione di casa. Berardi che viene in azione difensiva, l'autore del gol del pareggio viene in azione difensiva, l'arbitro non vuole sentire proteste da parte di Granati e allora si può giocare, dice, ha fischiato il fallo a favore della formazione di casa, quindi nessun problema con Salomone che va a pescare Granati, ancora Granati con qualche difficoltà, non trova più la palla, poi c'è la deviazione di Minato che gli mette in fallo laterale il pallone, allora con le mani per ancora Granati che trova Mello Corbellini, se ne va Mello Corbellini, l'arbitro dice che non c'è fallo e allora si può giocare ancora, che con Nicoletti che ha cercato di fermare subito prima dell'impostazione, non riuscita, ma fortunatamente è andata bene e allora può giocare il duo Salomone Granati, ancora Granati che torna indietro dal numero 4 Cotali che a sua volta va indietro a trovare Salviato che appoggia su Kostadinovic, palla che sventaglia. Il gol è proprio venuto anche da un cross di Kostadinovic dalla sinistra, ha messo dentro un interessante pallone dove c'è stata bagarre e poi alla fine Berardi insomma ha trovato il gol del pareggio. Ancora Kostadinovic che rinvia lungo, può manovrare Cotali che se ne va tutto solo, ancora Cotali che entra in area, converge verso il centro, prova ad andare al tiro, viene bloccato da due uomini, chiede scusa al suo compagno che era andato in sovrapposizione, era Mello Corbellini, ancora un pallone molto bello messo all'interno dell'area di rigore. Adesso vedete come velocizza invece Bordignon che fino a alcuni minuti fa rallentava il gioco, adesso il rinvio con la palla che viene giocata tutto sulla fascia sinistra da Abrefà per il giocatore numero 8 Xamin, prova a manovrare la Marosticense, adesso deve rallentare ulteriormente, palla che viene bloccata, il colpo di testa di Kostadinovic che è un po' disturbato dal suo diretto avversario, palla che termina in fallo laterale, allora può giocare. Ancora indicazioni dalla panchina da parte di Paolo Zoppas dopo il pareggio, adesso bisognerà provare a cambiare partita, a cambiare registro e a portarsi in vantaggio, almeno queste saranno sicuramente le indicazioni che il tecnico di casa dovrà dare e potrà dare nell'intervallo. Calcio d'angolo per la Marosticense sul risultato di 1-1. 30° minuto di gioco. Batte il calcio d'angolo, battuto con Merlo, l'autore del gol, che va a riprendersi questo pallone, lo scodella dentro, interessante, però palla che poi viene presa da Salviato, il lungo rinvio di Salviato per Berardi che va a terra, ma anche secondo me non c'è stato assolutamente nulla tra i due giocatori, quindi ha fatto bene l'arbitro a lasciar correre questo confronto e questo contrasto. Può andarsene in avanti ancora, viene bloccato con Kostadinovic in netto recupero, palla che viene rigiocata ancora per Bordignon che va dal capitano Covolo
Covolo che alza la testa, vede ancora Bordignon, sarà affidata a lui il tentativo di ripartenza, sempre dal basso, con Minato che torna indietro e poi Covolo ancora che attende, guarda la posizione dei suoi, c'è Minato che prende palla, prova a verticalizzare, capisce tutto Granati, e allora Granati che punta, converge sul centro con ancora 1 contro 1 e va al tiro. Granati si mette le mani nei capelli perché il tiro è sbagliato, però sinceramente non me la sento di condannarlo, ha fatto una buona azione, ha visto lo specchio della porta, è andato al tiro, poi la palla naturalmente è volata alta, ma nessun problema. Adesso mi pare che il Porto Mansuè dopo il gol abbia trovato anche la calma e la tranquillità per poter ragionare meglio e quindi provare a giocarsi questa partita interamente per l'intera posta. Chiaramente allarga le braccia ancora Bordignon perché secondo lui lì davanti non c'è nessuno che si faccia vedere e dà un po' ragione per quello, però l'arbitro forse lo ha già richiamato verbalmente, deve stare attento per rallentare ulteriormente il gioco, anche se adesso non ha più bisogno di rallentarlo perché lo deve velocizzare in ogni caso. Palla che termina fuori in fallo laterale con palla tra le mani di Kostadinovic che la mette in gioco per Canato, poi si ritrova la palla Berardi con un rimbalzo a favore, spinge Mello Corbellini, entra in area, non trova più la palla sul doppio passo che aveva tentato, non si è più trovato la palla e allora nulla di fatto perché poi quelli della Marosticense riconquistano il pallone ma poi la perdono e poi c'è un po' di bagarre davanti alla panchina di casa con il numero 7 Gamba che ha combinato qualche cosa, insomma c'è un po' di screzi tra i giocatori, nulla di preoccupante, insomma è contratto e c'è palla che si può giocare con una punizione a favore del Porto Mansuè. Se ne va Covolo, Berardi, Merlo e poi quello che ha commesso il fallo, Gamba, con Cotali e Mello Corbellini no, è Cotali che la batte, mette dentro questo pallone, è buono sul secondo palo, sono stati attenti quelli, qui c'è il fallo, sì, qui c'è il fallo di Granati che spende questo fallo per fermare una ripartenza dell'avversario, ci sta tutta la munizione per Granati e quindi fermato a metà campo, forse però sulla corsa insomma andava fermato in qualche maniera, forse non così, andava magari ostacolato in un'altra maniera correndo, però era ripartita molto bene ancora una volta la Marosticense come aveva fatto in occasione del primo gol, quindi bene questo fallo speso, insomma bene tra virgolette speso da Granati. Palla che va a giocare ancora dalla parte sinistra del campo, tutto indietro con tutto chiuso e quindi avanti con il numero 6 Covolo che imposta l'azione su Minato che sventaglia in avanti, è ben piazzata la difesa e c'è il fallo del numero 10 mi pare che sia peccato che non sia il 7 questa volta, ma era il numero 10 a commettere il fallo, quindi insomma correggiamo anche la tribuna, però insomma dai, avanti. C'è un fallo che è stato fischiato e quindi nessun problema, avanti ancora la Marosticense, cerca di manovrarla bene, esce bene altrettanto con Cotali che poi tiene lì la palla, va indietro da Kostadinovic. È un tentativo di pescare in mezzo al centrocampo non riuscito, Nicoletti che si appoggia sull'uomo e va per le terre il giocatore della Marosticense, ancora punizione e allora può ripartire la formazione ospite con palla che viene manovrata sulla fascia sinistra del campo, ancora con Rubbo. Torna indietro però perché è tutto chiuso lì davanti. 36 minuti di gioco con il Giorgione che segna il terzo gol contro lo Spinea, quindi
3-0 del Giorgione a Spinea. Questo è un risultato che non sorprende, insomma ci sta. Berardi che commette lo sgambetto sul numero 2 Minato, che poi si era fermato, l'arbitro però aveva lasciato correre giustamente. E allora palla manovrata ancora, o il tentativo di andare in verticale, blocca tutto Kostadinovic. Con le mani la rimessa in gioco della Marosticense, ancora con Rubbo, tutto indietro, in orizzontale per Covolo e poi Minato, ancora Covolo, Covolo con Merlo, l'autore del gol, subisce il fallo da parte di Nicoletti. E allora ci sarà punizione per la Marosticense sul pallone Xamin. Arbitro che fa allontanare Berardi ai 9:15 più o meno. Si avvicina Minato, ma la palla è di Rubbo che prova a sventagliare, anzi era Xamin che prova a sventagliare in mezzo all'area, palla che viene riconquistata da Mello Corbellini, il lancio lungo per trovare lì davanti qualcuno, invece trova soltanto uomini della difesa e del centrocampo della Marosticense. Covolo che fa giocare il suo giocatore Mrotto, torna indietro Minato, va su Bordignon. L'invio che non arriva, si prende tutto il tempo necessario per trovare l'uomo libero, va sulla fascia a sinistra del campo dove prova a spingere Nascinguerra e Zotti. C'è il fallo di Nicoletti. Palla ancora manovrata sulla fascia sinistra del campo, che è scelta maggiormente da parte della Marosticense. Se ne va Rubbo ancora, poi mette in mezzo il tentativo di andare a pescare, ce la fa anche il numero 7 Gamba che commette fallo in ripartenza, e allora niente da fare. Questa volta la tribuna ha ragione, il fallo è stato commesso dal numero 7 Manuel Gamba, che è un po' pescato e fischiato dalla tribuna, insomma qualche fallo di troppo per il giocatore, e quindi viene beccato dal pubblico. Palla che viene gettata in avanti, Covolo la mette in calcio d'angolo, e allora vediamo al 39esimo minuto c'è il Conegliano in vantaggio per 2-1 sul Vittorio Veneto. Conegliano in vantaggio per 2-1 sul Vittorio Veneto, e quindi Conegliano che salirebbe a 33 punti, ancora non sappiamo Godigese e Borgorico, però Conegliano insomma nel derby contro il Vittorio 2-1 per il momento, mentre qui a Mansuè abbiamo il pareggio, Porto Mansuè e Marosticense 1-1, il tentativo di Cotali è altrettanto bello, il giro di testa, il colpo di testa a giro veramente del numero 6 Antonello, che è andato a mirare proprio all'angolino. È stato bravo Bordignon a salvare il risultato, perché è stato veramente un bel colpo di testa questo, una girata molto bella da parte di Antonello, che gli ha negato la gioia del gol soltanto il portiere Bordignon, e allora Mello Corbellini che la rimette dentro sul primo palo, tocca Agostini di testa, la spizza per favorire l'inserimento di qualcun altro. Attenzione ad Abrefà che se ne va, ma altrettanto bene Granati che spinge sulla fascia con il pallone di esterno, la mette dentro, poi la palla ancora viene riconquistata da Berardi, e sempre per Granati che va ancora sulla fascia destra, va fino in fondo, no, viene fermato prima, palla viene fermata dai difensori, poi a sua volta Granati ferma lì la possibilità di ripartenza da parte della Marosticense, e allora nulla di fatto, sempre con il risultato di parità 1-1 qui al comunale di Mansuè.
si riprenderà con una rimessa in gioco con le mani già effettuata, una spinta da Tergo, l'arbitro lascia correre ancora Mello Corbellini per Granati, indietro, poi prova a sventagliare il colpo di testa indietro di un difensore della Marosticense, immediato il rinvio di Bordignon che vuole pescare Merlo, che se la vede prima con Antonello e poi con Kostadinovic che pesca lungo, questo bel rinvio sulla fascia, nulla di fatto perché Berardi non ce la fa a prenderla e allora con questo pallone che viene pescato a lungo, il colpo di testa molto bene di Antonello, poi la ripartenza del Porto Mansuè con Mello Corbellini che tiene palla, scappano tutti, poi la palla per Berardi, poi la palla per Canato, vi dicevo, e per Berardi che finisce sul cartellone pubblicitario, fortunatamente nulla di problematico e allora si può rialzare con l'aiuto anche di un giocatore della Marosticense, può ripartire la formazione ospite però con parecchia lentezza perché non trova più i varchi che aveva trovato all'inizio della partita. Adesso è tutto chiuso e quindi bene per quanto riguarda la formazione di casa, che viene fermato adesso sulla metà campo e quindi poco oltre la metà campo c'è questa azione che potrà giocare adesso la Marosticense, cercherà naturalmente di lanciare in mezzo all'area, vediamo, groviglio di uomini, insomma 3, 2, 5, 6, 7, 8 uomini in maglia bianca, 2, 4, 5, 6 in maglia rossonera, vediamo che cosa nasce da questo pallone, suggerimenti anche da parte del signor Moresco, il tecnico della Marosticense, ai suoi giocatori, alza il braccio chiamando lo schema classico, si muovono in mezzo, è un bel taglio questo, è un bellissimo cross messo dentro molto bene, bravo Salviato che non si è fatto sorprendere, palla che aveva rimbalzato anche per terra, quindi poteva prendere un po' una brutta piega, bravo Mello Corbellini che tiene giù il pallone, lo offre a Granati che supera la metà campo, ancora per Mello Corbellini che prova a centrare ancora l'1-2, non riesce, prova a ripartire e riparte Rubbo che va dalla parte opposta cercando Abrefà, ha anticipato il giocatore Abrefà e allora Agostini che si allunga troppo il pallone, non lo trova più e allora riconquista palla la formazione della Marosticense. Attenzione alla ripartenza con Rubbo che viene fermato in mezzo al campo da parte di Nicoletti ed era il fallo che doveva spendere anche Nicoletti perché situazione piuttosto pericolosa quella che si era creata da parte della Marosticense, quindi bene fermare il gioco lì con Abrefà che prende palla, salta l'uomo, poi Abrefà ancora con questo pallone per Rubbo che si gira, trova il muro della formazione di casa e qui è un po' così, insomma forse l'avremmo potuto anche lasciare andare questo fallo. Godigese Sandonà termina il primo tempo con lo 0-0, mentre al 45esimo qui ci si avvia al termine, probabilmente non ci sarà nulla da recuperare perché mi pare che il tempo non se ne sia perso e quindi se ci sarà magari un minuto, ma non penso proprio, penso che si manderanno le due squadre negli spogliatoi. Gran parlare con l'arbitro da parte dei due capitani e anche no, insomma c'è l'arbitro che fatica a tenere a distanza i giocatori, va a contare i classici 9 e 15, sistema la barriera e vediamo Salviato che chiama naturalmente gli uomini in barriera e allora la punizione che verrà battuta. Punizione che verrà battuta adesso, vediamo se Abrefà e allora se prima non c'era recupero secondo me non ci sarà nemmeno adesso perché fischio e poi si lascia andare, vediamo
arbitro che potrebbe a questo punto fischiare e quindi mandare tutti negli spogliatoi. Eccolo qua, sì, lascia l'1-1 dei primi 45 minuti di gioco qui al comunale di Mansuè tra Porto Mansuè e Marosticense, linea che va allo studio.
Rieccoci collegati con il comunale di Mansuè, partita che sta per ricominciare, secondo tempo, con il risultato di 1-1 tra Porto Mansuè e Marosticense al termine dei primi 45 minuti di gioco, con le due squadre che, diciamo, una buona ventata, una quindicina, una ventina di minuti buoni per la Marosticense, dove ha trovato anche il gol subito. Poi c'è stato il ritorno del Porto Mansuè che ha messo le cose in chiaro pareggiando e poi anche legittimando un leggero predominio del campo e quindi un leggero favoreggiamento, diciamo così, per quanto riguarda la seconda parte del primo tempo, quindi in leggero vantaggio. 1-1 risultato, entrano anche gli arbitri, la terna arbitrale, mentre sono già quasi tutti posizionati i giocatori del Porto Mansuè, i giocatori di casa, stanno per entrare quelli del Marosticense in maglia rossonera, a righe larghe, diciamo così, per quanto riguarda la divisa, mentre in completa tenuta bianca la formazione di casa del Porto Mansuè. Quello che ha segnato che ieri con la Triese, qui gioca con la Triese E allora sta per iniziare partita che sta per ricominciare, o meglio secondo tempo che sta per ricominciare, e allora tutto è pronto per dare il via ai secondi 45 minuti di gioco. Ci siamo, andiamo a sistemare il nostro cronometro e allora posizioni adesso
che vedremo in campo. Non è cambiato nulla intanto nei 22, sono rimasti tali e quali. Subito prova Granati sulla fascia sinistra del campo, commette fallo sul suo diretto avversario e quindi si riprenderà a giocare con una punizione a favore della Marosticense sull'1-1 dopo i primi 45 minuti di gioco. Subito una sgroppata da parte di Granati, che ha cercato di riportare subito in avanti i suoi, c'era anche riuscito. Guadagna palla ancora la formazione di casa con Nicoletti per il tentativo di 1-2 con Agostini, palla che viene fermata e gettata in fallo laterale da parte dei difensori della Marosticense, con le mani Kostadinovic pronto alla rimessa in gioco con le mani. Vediamo se cerca una rimessa lunga, sì, dentro in area, una spinta alle spalle, poi ancora Agostini che cerca di controllarla, non ci riesce, palla che esce con un po' di confusione, però adesso subito Zoppas manda a scaldare Thomas Dalla Vedova, primo uomo che va al riscaldamento per quanto riguarda la panchina di casa. Punta ancora il tentativo di Granati con il colpo di tacco riuscito in 2 tentativi. Cagnato viene fermato all'entrata in area, ancora in avanti la formazione di casa, il Porto Mansuè che decisamente si è gettato in avanti in questo secondo tempo, quindi è un buon inizio da parte della formazione di casa per trovare il vantaggio e per riportare naturalmente in avanti i suoi. Kostadinovic butta in avanti questo pallone per trovare un compagno libero, nessuno, e palla che viene rimessa in gioco con le mani da parte della Marosticense. Si gioca ancora, palla che è trattenuta da Rubbo che cerca di andarsene in mezzo a 2, non riuscito. Agostini con le mani per Kostadinovic che mette dentro questo pallone, il tentativo fintato di Berardi per far favorire Canato, poi si rigiostra ancora con Berardi che va a riprendersi la palla. Granati ancora per Cotali dalla parte di Mello Corbellini si gira, il tentativo di buttare dentro questa palla in verticale non riesce, allora attenzione alla ripartenza della Marosticense, bloccata sul nascere da parte di Agostini che poi perde il pallone, va in avanti con Abrefà, con Merlo, l'autore del gol. C'è il fallo, c'è il fallo, mentre dalla panchina si alza anche Barra per andare al riscaldamento. Palla che viene rigiocata dalla Marosticense che butta in avanti, poi Salomone in rinvio con le mani, la rimessa in gioco per la Marosticense, ancora il tentativo di gettare in avanti Rubbo che la scandaglia in mezzo con Kostadinovic che spizza di testa, la palla termina su Abrefà che va a colpire di prima intenzione, palla che vola abbondantemente al lato e quindi nessun problema per Salviato che controlla l'uscita del pallone. Qualche difficoltà per riprendere il gioco, si gioca dal basso con palla che viene scodellata in avanti, va a riprendersela o cerca di andare a riprendersela Canato, poi Abrefà che ha provato l'1-2 con Merlo, non riuscito. Agostini sulla fascia, prova ad andarsene, viene interrotta la sua ripartenza da parte di Abrefà. Kostadinovic a sostegno con le mani, ancora Agostino e ancora Kostadinovic in avanti, il colpo di testa di Canato su Berardi che si trova lì la palla e c'è il tiro a botta sicura di Berardi, ma poi un po' il portiere, un po' il palo mettono a lato questa occasione, occasionissima per la formazione di casa che spreca, no, non l'ha toccata nessuno, non l'ha toccata il portiere ma il palo, quindi solo il palo
solo il palo, l'intenzione per me era ottima perché aveva mirato al palo, al secondo palo, palla che ha colpito il palo ed è uscita, e quindi nulla di fatto. Occasionissima però per il Porto Mansuè, con Kostadinovic che spinge i suoi ancora indietro con la palla che cerca di arrivare ad Agostini, ci riesce in un secondo tentativo, si gira ancora per Kostadinovic che la mette in mezzo. Il tentativo di andare a colpire di petto, si complica un po' la vita il difensore numero 5 Lunardon della Marosticense, palla che va alla battuta dal calcio d'angolo. È il solito schema con Cotali e con Mello Corbellini, e allora Cotali e Mello Corbellini, ma sarà Cotali mi pare che va alla battuta dal calcio d'angolo di prima intenzione, non fa lo scambio, sì lo fa Mello Corbellini guarda la posizione dei suoi in mezzo, mette un bellissimo pallone e c'è il tentativo di riuscito, c'è un fallo fuori gioco. Fiscato il fuorigioco probabilmente, no? Fuorigioco, fallo? Un fallo fischiato dall'arbitro sul colpo di testa in precedenza, e poi c'era stato il tentativo di metterla dentro che era riuscito, purtroppo annullata, e qui diciamo insomma purtroppo per la formazione di casa annullata questa occasione, questa trasformazione, e allora si riprende con la rimessa in gioco ancora in avanti per Rubbo che si gira, la mette dentro, c'è il tentativo non riuscito di pescare qualcuno in mezzo all'area, e allora può ripartire la formazione di casa con Berardi che la tiene bene, poi cerca di girarsi, trova un muro che si schianta contro il giocatore, ancora Berardi che viene a riprendersela, allora può ripartire bene con questa azione Canato che sulla velocità non lo tiene nessuno, e allora stava rimontando il tutto per evitare grossi problemi, la mette in fallo laterale Alberto Lunardon, classe 99, una delle pedine importanti, una delle pedine più vecchie tra virgolette, come dicevamo prima, della compagine della Marosticense. Ancora palla che va in area però troppo lunga, e allora Bordignone pronto al rinvio, attende qualche cosina per vedere i suoi come si sistemano lì davanti, il tentativo di andare bloccato dalla ripartenza con Abrefa che non va sul tentativo di colpo di testa di Kostadinovic, buono, bravo anche Canato a trovare questo fallo laterale, quindi ci dicono che il Conegliano si è fatto raggiungere parità 2-2 tra Conegliano e Vittorio Veneto, quindi è un derby che sta rispecchiando la bella gara che ci deve essere appunto al Narciso Soldan di Conegliano, dove ripeto 2-2 per il momento il risultato del Conegliano sul Vittorio Veneto. Avanti ancora, è buono, c'era il fuorigioco, c'era il fuorigioco di rientro per quanto riguarda la formazione di casa, e allora può andare a giocare la Marosticense destra-sinistra, e allora prova a ripartire ancora indietro per il capitano Covolo che alza la testa, vede la posizione di Xamin e allora lo osserva, va ancora sulla fascia sinistra con Zotti per Abrefa, attenzione, bravo in chiusura Kostadinovic che chiude ogni angolo e quindi mette in fallo di fondo per quanto riguarda questo pallone, che adesso si riprenderà a giocare con un calcio d'angolo a favore della Marosticense con Rubbo sul pallone. Classe 1989, altro giocatore di esperienza della formazione di Moresco. Rubbo alla battuta, alza il braccio, vuole lo schema, attenzione all'arrivo di Xamin, il tiro che favorisce l'arbitro, aspetta di vedere se c'è la segnalazione dalla parte opposta del guardialine, che però è arrivato un pochino in ritardo nel vedere questa possibilità, se fosse stato in fuorigioco o meno, e quindi l'arbitro non ha detto niente, non ha fischiato nulla e ha concesso un altro calcio d'angolo. Dobbiamo dire che in sua discolpa stava aspettando l'alzata della bandierina del guardialine, che non c'è stata. Samin alla battuta.
palla sul secondo palo, è pericoloso, poi c'è il tentativo di colpo di testa. Adesso il guardialine ha visto un tocco di un giocatore di casa e allora concede il calcio d'angolo. Zoppas sta protestando un po' con il guardialine sotto la tribuna per il fatto che forse gli sta dicendo che c'era il fuorigioco in precedenza e adesso è stato concesso questo calcio d'angolo ulteriore, su cui però non ci sono sviluppi perché Gamba va al tiro dai 25 metri e colpisce alto, palla che termina abbondantemente alta sopra la traversa, in difesa da Salviato, che è pronto adesso al rinvio. Salviato la mette a terra, vicino a lui c'è Antonello, che è pronto al rinvio lungo. Vediamo se sceglie il rinvio lungo. Sì, manda avanti tutti i suoi e allora rinvio lungo quasi sulla metà campo con Granati che la spizza di testa per il tentativo di Canato, non ci arriva, allora palla fuori con un bello stop del raccogli del nostro piccolo giocatore che sta facendo il raccattapalle. Un bello stop in scioltezza, palla che viene gettata via, poi la riconquista Nicoletti Mello Corbellini, Nicoletti poi ha fatto viaggiare ancora per questa palla persa da Cotali, nulla di fatto. Kostadinovic la mette bene in scivolata, blocca tutto, blocca la ripartenza della Marosticense con questo rinvio. Palla con le mani, la rimessa in gioco e ancora il colpo di testa di Kostadinovic in marcatura di Abrefà per la palla che va fuori, ancora lanciata lunga da Antonello con il fallo forse a metà campo su Mello Corbellini. L'arbitro non è di questo avviso. Agostini che continua a tenere palla e la dà indietro per Kostadinovic, molto bene, ancora la svirgolata in fascia per trovare Cotali, poi ancora il tentativo di Nicoletti in mezzo con parecchi tocchi per Agostini che cerca di crossare, viene bloccato, si arrabbia Agostini, si arrabbia mi pare anche con il terreno di gioco che non lo ha favorito. Poi Kostadinovic per Agostini cerca di girarsi, sono in due in marcatura su di lui, ottimo il colpo di tacco per Kostadinovic e un altro bel cross da parte di Kostadinovic che costringe. C'è un fallo, l'arbitro quindi ha visto un fallo in area e quindi riprenderà a giocare con una punizione a favore della Marosticense quando sono trascorsi 12 minuti di gioco, 12 minuti e 54. Il Giorgione segna il suo quinto gol a Spinea, insomma questo sono cose che lascia andare l'arbitro. Nicoletti si gira. Ha tentato il tiro di prima intenzione Berardi, palla che sorvola altissima la traversa, nulla di fatto. Palla che viene controllata adesso dai giocatori, dal portiere Bordignon del Marosticense. Si scivola in area perché Kostadinovic palla che viene ripresa ancora da Kostadinovic. Adesso c'è un gran parlare in campo, i due tecnici che stanno dando indicazioni ai propri giocatori mentre sta calando l'oscurità qui a Mansuè. Palla molto bella messa dentro. Palla che viene soltanto colpita e spizzicata da parte di Agostini. C'è il fallo su Agostini.
c'è il fallo su Agostini. E si riprenderà a giocare con Kostadinovic che attende la ripresa del gioco. Va indietro. Voleva aspettare l'arbitro nonostante avesse già fischiato in precedenza. Il tentativo di servire Berardi non riesce, bloccati ancora. Nicoletti prova a spingere il Porto Mansuè. Merlo, l'autore del gol, era andato a prendersi questa palla, aveva cercato lo stop non riuscito, e anche a Brefano non è riuscito ad andare sul pallone. Nicoletti in avanti tutto, Berardi Canato che cerca di andarsene sulla fascia destra, Canato indietro per Nicoletti dalla parte opposta per favorire Mello Corbellini, che Mello avrebbe voluto che dietro a sé ci fosse qualcuno per concedergli la palla ed andare al tiro, così non c'era, perché non c'era nessuno e purtroppo l'azione è sfumata. Adesso dalla panchina mi pare che Zoppas abbia chiamato qualcuno per la prima sostituzione che effettuerà, quindi sarà Zoppas, mi pare, ad andare a cambiare qualcosa nello schieramento dei primi 11. E finalmente si può andare alla battuta con questa palla che arriva da Granati. Canato per far viaggiare Berardi che va sul pallone sulla fascia sinistra del campo, ancora Berardi, punta l'uomo, 1 contro 1, invita Granati ad entrare in area, la palla è anche bella, però non arriva sui piedi delle maglie bianche che c'erano in area, quindi nulla di fatto. C'è il primo cambio, mi pare che farà Zoppas. Primo cambio che farà Zoppas e vediamo come andrà a cambiare qualcosa sull'andamento appunto della partita. Cerca di mettere in area di rigore questo traversone non riuscito, palla che non viene toccata da nessuno, e allora può ancora andare alla rimessa con i piedi il portiere Bordignon. E allora c'è il cambio da parte della formazione di casa, e il primo cambio della partita. Ripareggia il Conegliano che era andato sotto 3-2 il Conegliano sul proprio campo contro il Vittorio Veneto. Entra il numero 13 Finn. Adesso c'è un po' di polemica con il guardialine, perché anche quelli della Marosticense volevano effettuare il cambio. Marosticense che il cambio glielo faranno fare poi quando il pallone terminerà fuori. Adesso l'arbitro si gira per vedere se c'è sto cambio. L'arbitro lo sta guardando, il guardialine invece non si è presentato al cambio, quindi devono ancora aspettare, nonostante l'arbitro avesse guardato, perché aveva capito che quelli della Marosticense volevano il cambio effettuare. Ancora in avanti, viene fermato il tentativo di tiro, va a controllarlo Salviato ed ecco il cambio. Allora ecco il cambio che avviene con l'entrata del 17 Crestani con il cambio per Gamba. Manuel Gamba
po' beccato dal pubblico, e quindi il mister si è accorto che forse aveva da dare qualcosa in più, e quindi ecco gli applausi per Mello Corbellini, che è stato sostituito in precedenza da Finn. Fuori Mello Corbellini, dentro Finn, e la prima sostituzione della partita è stata per la formazione appunto del Porto Mansuet. Tiene palla lì, ancora si può giocare con Antonello che la butta in avanti perdendo palla, poi ancora in avanti con questa palla che viene allontanata decisamente da Kostadinovic, poi scivola Canato, palla che rimane lì, poi a metà campo ancora si lotta, c'è il fallo, sì, c'è il fallo commesso tra l'altro tra i due numeri appena entrati, tra il 17 che è Crestani e tra Finn che è il 13, appunto i due sostituti di Corbellini e dell'altro giocatore che è Gamba. Palla che ancora rimane lì nella metacampo della formazione della Marosticense. In avanti tutto ancora Agostini che va a pescare Tiberio Granati, buona la finta, mette dentro questo pallone. C'era quasi autogol per il numero 2 Minato, che si è visto rimbalzare il pallone sugli stinchi e stava quasi per completare l'opera mettendo alle spalle di Bordignon, che invece poi si è accorto e ha raccolto il pallone prima che questo entrasse in porta. Chiaramente palla con le mani manovrata dalla formazione di casa, che cerca di andare ancora verso il centro, prova a pescare Canato, non riuscita la verticalizzazione, palla che viene gettata in avanti con questo pallone controllato su Merlo, l'autore del gol della Marosticense. Ma tempo dove? Può mettere questo pallone in avanti, lo controlla Rubbo, che cerca di girarsi ancora sulla fascia destra, cerca un traversone non riuscito, parzialmente fermato, e allora può impostare l'azione con il numero 4 Cotali, che lancia su Ferro sulla coppia bravo Agostini, che riprende palla, riesce a capire le intenzioni del suo avversario. Agostini che va quasi in aria, cerca di mettere dentro questo pallone, lo devia Covolo, che trova il pallone sulle proprie gambe, e quindi c'è il calcio d'angolo e una bella azione ripartita da Agostini, che aveva conquistato palla in azione difensiva, poi impostandola aveva cercato di servire i meglio piazzati di lui in mezzo all'area, purtroppo non è stato così, palla che non è arrivata, e allora c'è il calcio d'angolo per il numero 4 Cotali pronto alla battuta dalla bandierina. Cotali la mette bene sul secondo palo, non ci arrivano, ancora una deviazione di un difensore, un colpo di testa, la palla tutta dalla parte opposta, ancora è un assedio del Porto Mansuet, soprattutto sui calcio d'angoli, pericolosissimi, perché c'è veramente la possibilità di colpire in un paio di occasioni. Purtroppo non è andata bene per la formazione di casa, che si è fatta parare in questo caso prima da Bordignone, poi da un giocatore, proprio da un difensore che di testa ha allontanato la palla sul tiro molto bello, tra l'altro un salvataggio proprio sulla linea che nega il gol alla formazione di casa. Abrefar con la palla che gira da una parte all'altra del campo, attenzione
e qui trova il gol della domenica, signori miei, perché è un gol di Rubbo che porta in vantaggio la formazione della Marosticense, un gol della domenica veramente, perché tiro al 25esimo del secondo tempo e quindi bisogna fare attenzione. È una partita stregata questa per quanto riguarda la formazione di casa, perché è riuscita a fare veramente il gioco fino ad adesso, e adesso ha subito naturalmente la ripartenza ancora una volta da una parte all'altra del campo, poi il grande tiro e la grande occasione sfruttata da Rubbo, che ha messo dentro un pallone veramente incantevole per come è uscito dai piedi di Rubbo. È chiaramente il gol della domenica per lui, perché veramente grande gol. Mi pare che il prossimo ad entrare dovrebbe essere Barra, e allora vediamo dove apporterà qualche soluzione con il tentativo. Bravo Agostini che lotta come un leone su queste palle, e poi dalla parte opposta ancora per trovare Antonello su Agostini, ancora l'1-2 riprovato, ancora per Agostini, ancora per Antonello. Adesso c'è un po' di confusione perché la formazione di casa vuole spingere, vuole alzare ancora una volta, ancora di più il baricentro per spingere proprio nella metacampo della Marosticense. Vediamo se arriva il cambio, vediamo se arriva il secondo cambio per quanto riguarda la formazione di casa. C'è il fallo di Agostini su questo tentativo di andare a colpire di testa su Nascinguerra. Si rialza Nascinguerra, nulla di grave per lui, e allora c'è Barra che va ad entrare in campo. Vediamo al posto di chi? Al posto di Granati, quindi fuori Granati, dentro Barra. Ecco Barra che entra in campo, e allora vediamo adesso intanto dove andrà a posizionarsi Barra, e quindi pensiamo lì in mezzo al campo. Eccolo lì, è andato a posizionarsi, fascia del capitano che va sul braccio di Nicoletti. Messo dentro questo pallone molto pericoloso, ancora Merlo e ancora il portiere Salviato che deve allungarsi su questo tentativo dalla lunga distanza di Merlo, l'autore del primo gol, l'autore del gol del vantaggio, l'1-0 di Merlo, poi il pareggio di Berardi e poi il vantaggio definitivo per il momento di Rubbo, con un gol veramente della domenica. Il caso di dire, potrà gioire chiaramente, vedremo come andrà a finire questa partita. Adesso a parlare un pochino di più della panchina è il mister Moresco, che sta dando le indicazioni ai suoi su questa azione d'attacco. Il colpo di testa trovato in mezzo ad un groviglio di uomini ancora da parte di Rubbo. Poi prova a ripartire la formazione del Porto Mansuè. Arriva Abrefà e allora la tiene, può giocarla 1 contro 1, poi Rubbo che entra dentro, qualcuno deve fermarlo, ci pensa il solito Kostadinovic e fa bene, perché la palla termina in fallo di fondo, quindi si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco da parte di Salviato, che deve provare a velocizzare ulteriormente. Palla per Barra indietro, ancora Cotali, torna indietro, può giocare da questa parte Finn, ancora per Barra sulla fascia sinistra del campo. Barra che la taglia il campo, la mette dentro per il duo Canato-Berardi, cerca di conquistarla, di tenerla in campo Agostini, ma nonostante il suo correre non ci riesce. Palla che termina fuori, una palla che poteva essere giocata forse in un'altra maniera, forse con un pochino più di calma dai due davanti, Canato-Berardi, che non hanno concretizzato questa manovra tra di loro, e quindi palla che è andata fuori.
Bordignon pronto al rinvio, prende palla ancora la metacampo vittoriosa del Porto Mansuè, palla in tribuna quasi per questo allontanamento del pallone, per velocizzare il tutto. Arriva Kostadinovic con le mani, è sempre lui, prova a buttarla dentro, anticipo di testa con palla che viene riconquistata da Barra, bravo perché gira a memoria dalla parte di Finn, ancora per Barra che può andare, vede lo spiraglio della porta, però la palla viene un po' deviata da qualche avversario, palla che non è stata colpita bene, tra l'altro non ha preso forza. Allora il pallone che viene raccolto dalla compagine della Marosticense. 2-1 il vantaggio della Marosticense, lo ricordiamo, a firma di Rubbo. Un gol molto molto bello dalla lunga distanza. L'arbitro lo lascia correre, può andare, può lanciare, ma palla che non arriva. Palla che non arriva dalle parti di Canato e Berardi. L'arbitro poi ritorna sui suoi passi, va indietro e concede il fallo alla formazione della Marosticense. No, non ha concesso nulla, no, è andato a sincerarsi di quello che era successo. L'uomo era per terra, è rimasto per terra, quindi adesso si può giocare da dove la palla è stata fermata e allora andrà a scodellarla l'arbitro. Palla che viene scodellata per la Marosticense. Kostadinovic di testa in avanti. Attenzione perché c'è un brutto colpo in testa, c'è il cartellino giallo per il difensore della Marosticense. Brutto colpo in testa per il giocatore della formazione di casa. E allora c'è il numero 16 Tagliapietra che è pronto ad entrare in campo e quindi Tagliapietra, vediamo. Si è alzato Canato, fortunatamente nessun problema per lui, quindi adesso c'è la possibilità di effettuare il cambio. L'arbitro però non so se abbiano chiamato, se quelli della Porto Mansuè abbiano chiamato il cambio oppure no. Sì, lo hanno chiamato adesso, arriva il guardialine a dare l'ok per questo cambio. Allora fuori Nicoletti e dentro il numero 16 Tagliapietra. Allora vediamo dove va a posizionarsi Tagliapietra, se cambia qualcosa nel posizionamento dei giocatori in campo. 33 minuti di gioco con il sesto gol del Giorgione sullo Spinea, ma tutto come copione. C'è Cotali, pronto alla battuta. Cotali la mette nel groviglio di uomini, arriva la deviazione ma non quel tanto che basta per andare alle spalle di Bordignon, che prende palla ed è pronto al rinvio, ma chiaramente adesso rallenta il gioco e calma i suoi. Prova a spingere ancora la formazione della Marosticense con il rinvio, viene in mezzo al campo adesso, bisogna fare attenzione con Merlo, l'autore del primo gol. Punizione per la Marosticense. Il taglio, si alza la bandierina
si alza la bandierina del signor Gobbo della sezione di Padova e quindi avanti con il rinvio lungo per pescare Berardi, poi Canato che va sulla destra, prova a metterla dentro, c'è il tocco di Covolo che mette in calcio d'angolo e vediamo se ancora una volta il Porto Mansuè farà soffrire dai calcio d'angoli. Appunto la retroguardia della Marosticense è stata in difficoltà in quasi tutti i calcio d'angoli battuti fino ad ora. Vediamo Cotali che cerca di mettere dentro sul secondo palo, non ci arriva, Barra, c'è la deviazione e c'è Barra che va. C'è stata la deviazione di un giocatore su questo rinvio di Barra, su questa rovesciata di Barra. Qualcuno l'ha toccata e penso che sia stata una deviazione di un giocatore. Allora, penso che c'è stata la deviazione di un giocatore. Sì, la deviazione di un giocatore della formazione della Marosticense, 2-2 quindi con Barra che premia il suo mister che lo ha inserito nel match, il gol della parità per il momento, 2-2 per la formazione del Porto Mansuè che adesso immagino si getterà ancora in avanti al 36esimo minuto di gioco. Bisogna stare anche calmi e tranquilli adesso, non far scappare la partita dalle mani. Allarga le braccia anche Moresco, il commissario, meglio il commissario tecnico, l'allenatore appunto della Marosticense su questa decisione. Palla che viene messa ancora in tentativo, sì. C'è il fallo di mano che l'arbitro ha visto, segnalato dai giocatori. E allora ancora una volta si ferma il gioco. Ancora una volta si ferma il gioco e la Marosticense prova a gettare, immagino, nella mischia ancora un altro pallone. Anche secondo me potrebbe essere stato Agostini a toccarla, però bisognerà chiedere a loro perché c'era questa decisione. Attenzione, questo pallone va per le terre un giocatore della Marosticense. Sinceramente avrei protestato anch'io perché qualcosa è successo, poi l'arbitro giustamente ha lasciato correre, ancora pallone in avanti che prova a manovrare e ci riesce con Barra che è entrato bene in partita e quindi ha fiducia in se stesso, prova a lanciare Agostini, ci riesce il neocapitano della formazione di casa. Barra ancora per Agostini, adesso bisogna metterla dentro, è un buon traversone, palla che però viene messa fuori. Attenzione alla ripartenza di Merlo, attenzione alla ripartenza della Marosticense perché vedete che sono sempre pericolosi, ma c'è Kostadinovic ancora in ottimo intervento difensivo, palla che viene e c'è l'ammonizione di Covolo, e allora si può continuare a giocare con Xamin con palla viene fermata, si può giocare. Adesso vediamo, 38 minuti di gioco, Conegliano 4, Vittorio Veneto 2, con il derby che va verso i giallo-blu del Conegliano. Un volo spettacolare, due voli spettacolari del giovane atleta. Attenzione a questa palla per Merlo, pescato. È un giocatore forse a cui dai poco questo Merlo, questo 2000, però è un giocatore
È un giocatore che si è mosso bene, oltre al gol, il primo gol segnato della partita, ha giocato intelligentemente con il resto della squadra, ha sempre trovato gli appoggi giusti, ha sempre dato anche gli appoggi giusti e gli assist giusti. È un giocatore interessante, non lo aiuta forse il fisico, però è un longilineo che potrebbe, insomma, è un 2000, quindi ha tutto il tempo per dimostrare, insomma, che qualcosa c'è. Palla che è stata spizzata ancora, Agostini la riprende, la fa giocare, ma la palla è terminata fuori, allora nulla di fatto con il pallone che rimane lì. 40 minuti di gioco qui al Comunale di Porto Mansuè. Nel secondo tempo c'è il risultato di 2-2, un risultato che immagino non soddisfi appieno la formazione di casa, però è un risultato che viene dopo aver forse subito in alcuni frangenti della partita la formazione della Marosticense. Barra, scusatemi, che mette a terra per il lancio sul numero 16 Tagliapietra, che poi taglia il campo ancora, Tagliapietra, rimbalzo per Berardi. L'arbitro ha fischiato una gamba tesa forse di Berardi, che ci poteva stare, non ci poteva stare, gamba tesa vista così, ma comunque ha fatto un po' di errori l'arbitro, e quindi un po' di insulti che arrivano dagli spalti. Noi ci siamo in mezzo, insomma, e quindi li sentiamo. Bravo Kostadinovic con Barra di testa ancora che mette in avanti, poi la palla è preda della Marosticense che rinvia lungo, palla in avanti ancora buttata per Berardi, il colpo di testa, e qui c'era il fallo, sì, 2 contro 1 tra l'altro, e quindi fallo anche molto fischiabile. Invece l'arbitro ha lasciato correre anche in questo caso, palla che viene a verticalizzare sul numero 9 Merlo, ritrovata con Tagliapietra che cerca di metterla a terra e di andarsene, non riesce, palla che viene riconquistata dalla Marosticense, ancora tutti in avanti, butta palla in avanti per farla correre, esce Salviato, la fa sua, si schianta contro il suo diretto avversario, contro il suo compagno di squadra, palla che viene conquistata da Salviato, deve lanciare lungo e deve correre un attimino. Colpo di testa della Marosticense, bravo Kostadinovic, ancora palla trattenuta con Salviato che è fuori dai pali, il tentativo di pallonetto. Allora, come avevamo detto prima, il guardialinee dalla parte opposta alla tribuna è un pochino sempre in ritardo rispetto alla posizione, anche nel primo tempo avevamo avuto questa avevamo visto qualche cosa che non andava bene perché molte volte si aspettava l'alzata, adesso alza la bandierina perché, insomma, in questo caso il fuorigioco c'era e anche abbastanza netto da parte di Merlo. Palla che viene giocata ancora dalla formazione di casa che deve, se vuole, gettare in avanti il pallone. 43-32 per la compagine di Paolo Zoppas che scaraventa palla in avanti, Agostini che va a riprendersela, poi il tentativo di toccare questo pallone, palla indietro tutto, bravo per Salviato che va a scodellare su Kostadinovic che adesso butterà in mezzo, bravo Kostadinovic, il pallone però non arriva. E allora nulla di fatto, può ripartire la Marosticense che gioca a viso aperto anche questi ultimi minuti con Abrefà che si fa contrastare, ferma tutto Antonello, poi Barra, Antonello ancora la rimette in avanti, il colpo di testa da parte della Marosticense con Barra che adesso lancia lungo per trovare Berardi che voleva girarla, si è fatto male.
Si è fatto male Berardi. Si è fatto male Berardi. Si è fatto male Berardi, vediamo. Speriamo nulla di grave, però o ha messo male la caviglia oppure si è girato il ginocchio. Si è girato il ginocchio cadendo in ricaduta e quindi speriamo non sia nulla di grave, perché lo vediamo uscire sulle sue gambe, però entra dalla vedova intanto. Berardi che dolorante, entra dalla vedova al posto di Berardi, chiaramente non è lo stesso ruolo. 5 minuti di recupero, quindi si giocherà fino al 50° del secondo tempo, e allora in eccellenza c'è il Giorgione che segna il 7° gol contro lo Spinea, ma questo era tutto assodato, come dicevamo in precedenza. Rubbo lancia lungo, attenzione a Merlo punta l'uomo 1 contro 1, Abrefà ancora in mezzo con Rubbo che verticalizza per trovare Abrefà. Arriva Salviato, pronto al rinvio lungo. Salviato lungo il rinvio per cercare Canato, trova Barra deve metterlo, bello questo traversone, altrettanto buono il colpo di testa, però non con potenza e non con violenza, quindi nulla di fatto, palla che termina tra le braccia del portiere senza problemi. E allora può venire ancora in avanti la Marosticense, che ha giocato a viso aperto, è il caso di dirlo, in qualsiasi momento della partita. Adesso c'è il fallo fischiato. Pensiamo che non ci saranno altri cambi tra i giocatori. Ormai penso che si andrà con questi uomini al fischio finale, non penso che abbiano intenzione di cambiare altri uomini, perché quello che è fatto, ormai ce lo si gioca qui in questi ultimi minuti, che potrebbero essere decisivi, però attenzione per tutto. Bravo Kostadinovic che di testa allunga in fallo laterale questa palla pericolosa. Viene a spingere Zotti. Cristian Zotti è un giovane targato e etichettato 2007. Viene a riprendersi palla Agostini. Ancora palla che Barra spreca, chiede scusa. Palla che non arriva da Canato, voleva andare in mezzo al campo, invece in lungolinea fuori. Ancora ci sono dei minuti da giocare per quanto riguarda il Porto Mansuè. Dalla vedova Rubbo che commette fallo. 48 minuti, 48, ne mancano 2 al termine. Butta palla nella mischia, palla che viene controllata dalla Marosticense, poi riperde palla, viene in avanti ancora, Tagliapietra entra in area, poi tutto dalla parte opposta di Finn la mette dentro, c'è il palo. È una partita decisamente sfortunata, una traversa ed un palo colpiti dalla formazione di casa. Manda tutti davanti, anche Kostadinovic. Zoppas li spinge in avanti, vuole che vada davanti Kostadinovic, e quindi Codigese che ha perduto, mi dicono, contro il San Donà, e quindi San Donà Conegliano che sale a 33,
Godigese che rimane lì, Borgorico che ha vinto 37, Sandonà che sale, insomma cambia poco, insomma ci siamo. Questi sono quelli che lotteranno fino alla fine, diciamo pure. Allora qui si è fermi ancora e quindi ci sarà da allungare ulteriormente questa partita che ha sempre visto il Porto Mansuè rincorrere e adesso c'è un ulteriore cambio, quindi tra l'altro con questo cambio si giocheranno 30-40 secondi in più, insomma un minuto in più. Entra il 16 che è Minozzo e quindi ci sarà ancora da recuperare qualcosina perché se ne mancava, siamo quasi allo scadere, 50esimo adesso, quindi sarebbe finita. Adesso si giocherà per un altro minuto più o meno, insomma, perché allora esce il 4, entra il 16, si dà l'ok. E ad Antonello sarà chiesto di gettare palla nella mischia perché non resta altro da fare, quindi traversone lunghissimo, buttarla dentro, vedere quello che succede con Antonello che è pronto al rinvio lungo, deve buttarla nella mischia e la palla che arriva fuoco fuori, se Barra non riesce a deviarla, Merlo sempre lui, poi chiude Barra, ancora Antonello lo scodella dentro per Agostini sulla fascia destra, mette dentro questa pallone, arriva Canato in ottima elevazione, però non riesce a girarla quel tanto che basta per infilare in porta. È stata comunque una bellissima azione con il solito bel cross di Agostini e il colpo di testa da parte del numero 11 appunto Canato, che non è riuscito a girare il pallone verso la porta e purtroppo la palla è terminata sul fondo. Bortignon, probabilmente l'arbitro fischia, eccolo qui, triplice fischio dell'arbitro per porre fine a questa gara che termina 2-2, un risultato che diciamo che per come ha giocato la Marosticense non ha rubato nulla perché ha sempre giocato andando in vantaggio e costringendo il Porto Mansuè a recuperare sempre. Purtroppo non ce l'ha fatta il Porto Mansuè. Allora 12esimo Merlo per il gol in apertura della Marosticense, ha pareggiato Berardi l'1-1, poi nel secondo tempo Rubbo e poi il gol definitivo di Barra per il 2-2 finale che segna questa partita. Pareggio 2-2 qui al Comunale di Mansuè. Linea allo studio.